Corti e di Matteo Lecisco Corto. Vado velocissimo perché il tempo stringe. Questa foto famosissima rappresenta Piazza Tiananmen, la lotta alla tirannia. A tutti vi riporta alla mente qualcosa di importante. A me devo dirvi che ricorda il tema del mio esame di maturità. L'argomento era la piazza. Era il 2001, erano gli anni in cui si diceva nelle piazze appunto che un altro mondo è possibile, anni in cui i movimenti di tutto il mondo si ritrovavano a Porto Alegre, a Seattle, a Genova per cercare di dare risposte a una società che stava davvero venendo rivoluzionata dalla globalizzazione. E ancora oggi le piazze sono il luogo di incontro per eccellenza e sono luoghi fortemente politici. Basta pensare a Piazza Tahrir, la piazza di Wall Street a New York, Puerta del Sol, Plaza de Catalunya a Barcellona con gli Indignados, Piazza Sintagma ad Atene. Piazze che dimostrano che c'è davvero tanta voglia di partecipazione. In particolare, la voglia di partecipazione c'è da parte dei più giovani. Non è vero quello che dicono che la maggior parte dei ragazzi sono disinteressati, menefreghisti. Sono davvero milioni in tutta Italia i giovani che si occupano del bene collettivo. Lo fanno nelle associazioni, lo fanno col volontariato, solo non lo fanno attraverso i partiti, non si fidano più. E penso ad altre piazze. Penso a questa grande piazza coperta. È una grande piazza coperta la stazione marittima. Adesso ci troviamo in quella che che è stata trasformata in un motore di speranza. Ed è diversa rispetto a quel parallelepipedo blu che siamo abituati a vedere in via Roma solitamente. Perché è vero che le cose cambiano. E penso a Piazza del Carmine. A Pippo dirà poco questa piazza, però è una piazza che c'è a poche centinaia di metri da qui. E solo 2 anni e mezzo fa, quella che è stata definita in Italia la rivoluzione arancione, invadeva un'intera città dopo le elezioni di Massimo Zedda, sindaco di Cagliari. Al grido di un "ora tocca a noi", ora tocca a noi era un grido scandito da democratici, ed erano democratici di tutti i partiti del centro-sinistra, quegli stessi democratici che vedo qui oggi davanti a me, ed è un popolo di democratici che i partiti, così come sono strutturati oggi, non riescono a contenere. Però è un popolo a cui Pippo Civati fa continuo riferimento. Ed è un popolo che sono convinto sarebbe bello sempre più spesso vedere lottare insieme per cambiare un mondo in cui davvero oggi gli interessi delle rendite di posizione hanno narcotizzato la nostra vitalità, la voglia di impegnarci, di indignarci e talvolta hanno davvero drogato il senso stesso di fare politica come servizio disinteressato. Il Partito Democratico di Pippo Civati, che abbraccia Prodi e Rodotà, è una casa in cui tutti noi democratici che siamo qua alla stazione marittima oggi ci sentiremo sicuramente a nostro agio. Che dire, l'entusiasmo ce l'abbiamo, il coraggio lo stiamo dimostrando. Ora tocca a tutti noi essere contagiosi, dimostrare che un altro PD è davvero possibile. Grazie a Matteo Lecisco Cortu.